1600 anni di storia, 1600 anni di innovazione, 1600 anni di bellezza che il mondo ci ammira. Noi veneziani sappiamo bene cosa vuol dire avere sulle nostre spalle la responsabilità di tramandare tutto ciò alle future generazioni. Questo però non ci spaventa, siamo gente che guarda sempre al futuro. Ecco, quest'anno è sì un tempo di celebrazioni, ma è anche e soprattutto un anno di progetti. Venezia, scrigno maestoso di opere d'arte. Venezia è storia e vita di donne e uomini di tutto il mondo, che qui hanno vissuto, studiato, lavorato, amato. Venezia e con i suoi scambi culturali e commerciali, città di ambascerie e di integrazione. Venezia oggi vuole chiamare a raccolta tutti attorno al Leone di San Marco, quel simbolo mondiale di libertà e di progresso. Siamo in un periodo difficile, lo sappiamo bene, un anno difficile, come tante volte è capitato ai veneziani, che ne sono sempre usciti orgogliosi e più forti. Oggi guardiamo a queste celebrazioni con la certezza di una rinascita, una ripartenza per lasciarci alle spalle l'acqua granda del novembre 2019 e questa maledetta pandemia. Venezia, meravigliosa città, sta soffrendo come tutti voi che ci state guardando, ma vi posso assicurare che proprio in questi mesi abbiamo lavorato duramente per farla diventare ancora più bella, perché torni a essere simbolo di soddisfazione e orgoglio per il paese intero. Abbiamo tutti una gran voglia di riscatto, quella voglia che esce proprio nei momenti difficili, quelli in cui bisogna fare appello alle risorse più nascoste. Abbiamo finalmente il Mose che ci protegge dalle inondazioni e Porto Marghera la vera sfida per una concreta riconversione industriale nel quadro di una piena sostenibilità ambientale. Quella dove è la nuova sala controllo del comune, dove la tecnologia è al servizio della sicurezza e della qualità della vita dei nostri cittadini e dei nostri ospiti. E poi con il prossimo Salone Nautico all'Arsenale, dal 29 maggio al 6 giugno, celebreremo la nautica, il ritorno a casa di un'arte che ha reso gloriosa nei secoli la Repubblica Serenissima. Siete tutti invitati, venite a Venezia. Venezia è patrimonio del mondo e la sua storia è legata a quella di tante donne e uomini che l'hanno resa immortale. Grazie al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la sua continua e concreta vicinanza alla città. Ci ha sempre dato la forza di reagire, anche nei momenti di maggior difficoltà. Grazie, signor Presidente. Grazie alla RAI per questo prezioso omaggio alla città. Grazie a tutte le persone che hanno a cuore Venezia. Io amo Venezia e la sua storia millenaria ci insegna a guardare sempre al futuro con passione, impegno e coraggio. Da qui, oggi, si alza un messaggio di speranza. Venezia è viva, l'Italia è viva.